Allora, cari fan dell'hip hop e non, io penso che sia arrivato il momento di dirvi una cosa, perché dopo che leggi lo stesso commento per 300 volte, giustamente rispondi per chiarire un po' le cose. Allora, a me e in generale a tanti altri rapper italiani, molto spesso dite sì, però sembra che avete il nemico immaginario, lanciate le frecciate e non fate mai i nomi. Allora, è vero, però vorrei dire a tutti voi carissimi che dietro ogni azione c'è un pensiero e il mio è il seguente. Partiamo dal presupposto che io nel momento in cui attacco qualcuno probabilmente gli faccio un favore perché nel 99% di casi le persone che potrebbero sentirsi chiamate in causa dalle mie frecciate non sono rapper affermati come potrei esserlo io, come lo sono altri big. Sono rapper comunque più di nicchia, sicuramente non così famosi, magari all'inizio delle loro carriere e quindi non vedono l'ora, no, che arrivi uno come me a tirarli in ballo, a fare i nomi, così possono intavolare un bel dissing e far parlare di... Dicevo, così possono intavolare un bel dissing, no, e fare sto hype di carta per qualche giorno. A parte questo direi che non ci sono effetti collaterali, nel senso che non penso che debba stare io a spiegarvi che non avrei problemi a fare dissing con nessuno, voglio dire, arrivo da quella roba lì, dalle gare di freestyle, dalle barre, dalle punchline, cioè a quel punto diventa anche sparare sulla Croce Rossa, no? Ammesso che arrivi veramente il rapperino, il trapperino X a dire boh, me la prendo sul personale, adesso faccio il dissing ai Mischilla. Ecco, diciamo che io non lo farei se fossi loro. Insomma, non è quello il problema. Ma in secondo luogo, la roba più importante è che dal mio punto di vista fare il dissing è una roba, se non c'è una reale motivazione, è una roba da sfigati, cioè fare i nomi degli altri. O sembra che rosichi, o sembra che vuoi fare del bullismo appunto verso chi comunque non ha le competenze tecniche per risponderti. E poi sono un po' della scuola del vivi e lascia vivere. Sarà perché forse ho 31 anni, non più 20, ma in realtà non ragionavo così neanche a 20 anni, però quando io ho un problema con una persona, qualcosa non mi piace, c'è del personale, la risolvo personalmente. Ci sono stati dei problemi tra me e alcuni ragazzi della scena, non ve lo nego, ma si sono risolti al telefono magari. Cioè, se io ho un problema con te ti chiamo, te lo dico, se ti devo mandare a fanculo, come è successo, ti mando a fare in culo privatamente, non ho bisogno di fare life man sui social. Quindi smettetela di dire, ma non fai i nomi, cioè ragazzi, ma veramente. Quindi facciamo i seri, pensate che io abbia qualche problema a intraprendere dei dissing con qualcuno, pensate che abbia da rimetterci io, poveri a loro se mi metto a fare i nomi. Cioè, sono veramente pochi quelli che potrebbero reggere il confronto in quel senso lì. E sono quelli che rispetto, quindi assolutamente non si possono neanche sentire chiamati in causa nelle mie frecciate. Ripeto, non è bello. Ci sono stati dei rapper che lo hanno fatto, mi ricordo ai tempi per esempio Grido aveva fatto quel pezzo dove distava un po' tutti, Mondo Marcio aveva fatto un pezzo dove comunque insomma sfotteva un po' la scena, no? Faceva un po' di nomi. A me quelle robe lì mi sembrano sempre un po' brutte, no? Un po' un richiamo d'attenzione. Sembra che hai bisogno di fare i nomi degli altri perché il tuo non è abbastanza forte. Con tutto rispetto per chi l'ha fatto, che per esempio Marcio è un amico, è un rapper di tutto rispetto, che ho ascoltato tanto, però ecco, in questo momento sto esprimendo la mia opinione riguardo questa cosa, no? E dico, queste sono cose che io non avrei fatto. Mi sento in forma, penso che il tape sia bello, basta questo.